passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, allora dai tutti in piazza. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza e sicuramente in tanti fra di voi in questo momento ci staranno vedendo a casa con una bella tavola imbandita di ogni ben di Dio, con appoggiato sopra un mazzo di carte e naturalmente l'immancabile tombola a testimonianza delle nostre tradizioni che vanno sempre riesumate e mai abbandonate. Oggi siamo ritornati in Toscana, esattamente a Pietrasanta e a Camaiore, perché c'è l'atmosfera natalizia che ancora continua fino all'Epifania, quindi naturalmente buon anno a tutti e non mangiare troppo. Ah, troppo tardi? Beh, vabbè, ci penserai l'anno nuovo. Natale a Pietrasanta nel segno della tradizione, delle famiglie, dello shopping e della sicurezza. Un mese ed oltre di eventi e iniziative tra il centro storico e la marina. Dall'accensione ufficiale dell'albero in Piazza Duomo ai mercatini a tema, dall'intrattenimento musicale con canti natalizi itineranti e concerti all'arte con la retrospettiva di Romano Cosci. Ed ancora la novità del videomapping sulla facciata del Duomo di San Martino e del mercato dell'antiquariato in Piazza Crispi fino al Camel Punch e la festa di Capodanno con musica dal vivo e intrattenimento. 2. Le iniziative anche sulla Marina con il mondo di Babbo Natale in Versiliana e il mercatino a tema in via Versilia. Saranno 16 giorni sicuramente di qualità. Cercheremo in tutti i modi di rendere molto caldo questo Natale. I nostri somministratori, quindi ristoratori, bar e quant'altro, proporranno delle nuove idee, delle nuove proposte. Si accendono ufficialmente le luci di Natale su Pietrasanta, primo appuntamento venerdì 30 novembre alle 19 con l'accensione dell'albero nel cuore del centro storico. Sì, quest'anno abbiamo fatto questa scelta, un albero vero, un abete vero e quindi siamo rimasti sul tradizionale. Oltretutto è un bellissimo albero, non c'è mai stato così grande a Pietrasanta, quindi si faranno delle belle cose. Abbiamo il villaggio di Babbo Natale, abbiamo varie iniziative nella piazzetta Crispi, quindi nella parte a nord della città, dove ci saranno un mercatino dell'antiquariato, una serie di gazebi rappresentate dalle associazioni di volontariato e in quell'occasione anche le Stacio-Staci rappresenteranno i loro lavori. Imponente il dispiegamento di luci, abeti e decorazioni con 50.000 luci accese e 1 chilometro di strade illuminate a LED nel solo centro storico. Uno sforzo ulteriore è stato fatto per il potenziamento dei controlli e della vigilanza nelle aree di parcheggio e di affluenza con l'ausilio di vigilantes, oltre che degli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine. Eccoci qua all'appuntamento tutti in piazza, oggi si ferma proprio nella piazza più bella, quella di Ferrara al centro, vicino al Castello degli Estensi, perché? Perché c'è Christmas Eventi che vi accompagna fino alla Befana. Queste bancarelle, che più che bancarelle sono diciamo più ordinate, perché sono delle casette vere e proprie in legno, all'interno del quale ci sono una miriade di attività molto singolari, fra le quali anche chi vende presepe, ma soprattutto è emerso un fattore importantissimo in questa città. Ci sono troppi cani e questo ci fa piacere, ma forse c'è bisogno di meno cani e più figli. Non ci credi? Segui il servizio e naturalmente buon anno. Allora, siamo qui nell'Info Point di Ferrara, nel cuore della città, insieme a Daniel. Ciao Daniel. Ciao. Allora, siamo curiosi, dato che città è una fucina di belle cose da visitare, cosa si può visitare nel corso di questa Epifania, cioè dal primo dell'anno fino all'Epifania? Beh, noi siamo pieni di eventi già come organizzazione del Natale e Capodanno a Ferrara. Nel corso, ad esempio, già il 30 di dicembre ci sarà il concorso Music and Young per i giovani, il 31 l'evento Scuola Zoo, anche perché, come vedete, noi cerchiamo sempre di coinvolgere anche i giovani che ci hanno costruito anche molte palle di Natale per l'albero di Natale. E poi dopo, la sera, ci saranno i classici cenoni nei locali, nel castello, nel municipio, concludendo tutto con l'accensione del castello, il classico, il nostro grandissimo classico di Capodanno. Una scena, diciamo così, quasi fiabesca, diciamo. Sì, sì. Va bene esatto. Daniel, allora ti auguro buon anno e naturalmente buon proseguo.
Grazie anche a voi, non dimenticate di visitare anche tutte le altre cose della città, perché ad esempio c'è la mostra di Courbet, il castello che è sempre bellissimo e tutti i presepi che sono anche esposti al castello. Grazie. Non mancheremo di farlo, grazie. Allora, quando si parla di festività non si può non parlare di presepe, insieme a Giatti Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Allora, spieghiamo che innanzitutto queste sono tutte cose doverosamente realizzate a mano. Sì, esatto, questa qui è una produzione italiana. Tutte le case vengono da Castellammare proprio, da Napoli, e le statuine da Napoli proprio, le famosissime statuine napoletane. Cerco di avere prodotti italiani perché almeno nel presepe secondo me bisognerebbe avere prodotti italiani, ormai i prodotti cinesi sono dappertutto, esatto, però almeno qui no. Un asinello cinese del presepe no, ci sta proprio male. Teniamo addirittura anche questa qui, si chiama plastica, in realtà è una resina dipinta a mano dell'Euromarchi di Bagni di Lucca, quindi sarebbe la concorrente di Fontanini, quindi è un'azienda comunque italiana anche nella plastica. Senta, una curiosità, generalmente i suoi clienti sono medio adulti, anziani, giovani? Diciamo che adesso bambini ce n'è un po' pochi, l'unico problema è che ci sono più cagnolini che bambini. Se guardate in giro le donne quando parlano che razza è, come sta, guardi lì per strada per esempio, e i bambini ce n'è pochi, quei pochi bambini che ci sono però sono attratti molto dal presepe e qualcosa comprano sempre, perché è il messaggio che è importante e il messaggio del presepe è una delle cose più importanti. Fa parte della nostra tradizione ed è giusto valorizzare, quindi il messaggio che lanciamo: meno cani, più figli. Sì, questo è un messaggio molto importante, meno cagnolini, per carità un cagnolino ci vuole, però più figli, perché qui è tutto, guardate, cioè tutti hanno, insomma il cane hanno... Esatto. Va bene, grazie. Niente, e buon proseguo e tanti auguri. Tanti auguri di buon Natale a tutti quanti. E buon anno. A buon anno sì, più avanti. Vi aspettate da questo nuovo anno? Ah no, io non lo so, o le brutta, non so cosa dirle, non so cosa dirle. Che la SPAL si salvi? Beh, quello lo diamo per scontato. Una Befana molto buona, speriamo che arrivi. C'è anche la Befana buona, insomma. Speriamo, dai. Magari di 20 anni, Beh, cosa ne faccio io? Non faccio mica più niente. No, non è vero. Dai. Va bene, grazie e buon anno. Altrettanto. A Montebelluna, panificio Andolfato AU e LU vi dà il benvenuto con prodotti genuini, tradizionali e appena sfornati, come dolci e salati, realizzati con farine integrali, lievito madre, di provenienza biologico e di alta qualità. CB Motorsport, in via dell'Artigianato 15, Vedalago di Treviso. Autofficina, gommista, elettrauto, servizio, revisioni multimarche, professionalità e passione per i motori. Sei single? Club di Più ti offre incontri con persone libere, motivate e che ti assomigliano. Chiama subito il numero che vedi in sovrimpressione. Guarda foto e annuncio al sito clubdipiù.com. Club di Più, ci prendiamo cura della tua felicità. Quanti di voi bevono l'acqua del rubinetto? Quanti di voi acquistano acqua in bottiglia da bere? Easy Zero, l'unico impianto che ti paga l'acqua migliore direttamente dal tuo rubinetto. Elmec SRL, produzione e lavorazione di carpenteria metallica e lavorazioni meccaniche di precisione, tornitura, fresatura, piegatura, saldatura, in ferro, acciaio inox, alluminio, su disegni del committente. A Gaglio di Asiago, immerso tra la natura, ristorante con camere, la Capra Allegra, la buona cucina da piatti concreti, golosi e sani perché realizzati con prodotti semplici ma selezionati secondo lo scandire delle stagioni. Medicar a Rimini, officina multimarca e negozio ricambi auto, promozioni mensili sulla manutenzione ordinaria e straordinaria. Per tutto il gennaio 2019, cambio distribuzione con il 50% di sconto. Riel SNC, con esperienza trentennale garantiamo professionalità nella vendita di ricambi originali per elettrodomestici multimarca. Inoltre fornisce ricambi originali e servizio di riparazione aspirapolvere Folletto. A Caorle da 50 anni, impresa Rossi Mario Pietro EC SNC, pulizia fognature e video ispezioni, trasporto rifiuti, spianamento e movimento terra, costruzione e manutenzione di condotte fognarie.
Immobiliare Cecchi e Spagnesi, vendita e locazione di immobili residenziali, industriali, artigianali, commerciali, direzionali, aree e terreni edificabili a Signa e nelle zone limitrofe. Visita i nostri siti, sempre aggiornati. A San Donà di Piave, la Stefano Trasporti SRL, trasporti eccezionali, specializzata in trasporti di media e grandi dimensioni sia nel territorio italiano che in tutta Europa. L'eccezionalità per noi è la normalità. Lo studio dentistico Dottor Tosetto e il centro Eraclea Medica mettono a disposizione i propri servizi sanitari per i cittadini del territorio. Offre tecnica all'avanguardia, garantendo qualsiasi prestazione odontoiatrica con la miglior qualità a un prezzo accessibile. E il centro Eraclea Medica offre il servizio di punto prelievi, diagnostica per immagini e visite medico-specialistiche. A Montebelluna, Top Gym Palestra. Uno staff di professionisti ti aiuteranno a raggiungere una buona condizione fisica, offrendoti programmi e soluzioni mirati personalizzate. Torneria Peruzzetto produce e distribuisce luci LED per uso residenziale. Venite a trovarci per un preventivo gratuito. Siamo a Ponte di Piave, località Negrissia, in via degli Alpini 1/B. Da 40 anni a Vederago, Vettoretto Intonaci, la ditta a conduzione familiare al vostro servizio. Realizza intonaci, isolamenti termoacustici e pitture di pregio. Contattaci. I clienti e lo staff di Tutti in Piazza vi augurano buon anno! Profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare, cose buone da mangiare, mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, allora dai tutti in piazza!